sono Riccardo Ferrazzo, vi mando questo video da Jesolo e che dire, di sicuro l'esperienza che stiamo provando adesso è una cosa che per la prima volta nella vita tutti quanti noi proviamo. Io personalmente cerco di guardare sempre il lato positivo delle cose. Diciamo che magari questa occasione la possiamo sfruttare per stare più tempo a casa, quindi passare più tempo con i familiari, diciamo dare spazio a quello che nelle giornate normali non riusciamo a fare, quindi anche sistemare casa, trovare qualche novità da fare appunto a casa, porre qualche modifica all'arredamento, chissà, ci sono tante cose da fare anche a casa, insomma guardare un po' tutto il lato che la vita frenetica di ogni giorno non si riesce a fare. Personalmente faccio il tabaccaio, quindi lavorativamente parlando la mia vita non è cambiata molto, certo lavoro un po' meno, gente che viene appunto ad acquistare ce n'è meno, però non mi ha stravolto più di tanto questa esperienza, anche se vedo che qualcosa è cambiato. Per quanto riguarda l'estate 2020 o comunque i mesi che quando tutto sarà finito, perché adesso è ancora presto da dire, ma finirà comunque il tutto, spero presto, qualcosa ci lascerà secondo me, si cambieranno un po' i rapporti umani, cambierà un po' tutto, ma secondo me sarà un'esperienza che lascerà il segno, diciamo, positivo quando tutto sarà finito, quindi speriamo che finisca il prima possibile, di goderci al più presto la vita nostra di tutti i giorni, perché si sa, la libertà è la cosa più bella che abbiamo e questa esperienza ci sta facendo capire proprio quanto importante sia essere liberi.